15 anni fa è iniziato tutto quasi per scherzo, riproporre l'antico torneo dei sestieri di basket che animava carri e campieri veneziani, contrapponendo nello sport i sestieri del centro storico. Oggi la manifestazione è diventata uno tra gli appuntamenti clou dell'estate sportiva cittadina, più seguiti ed attesi. Oltre 1000 persone hanno fatto da cornice al patinodromo delle Quattro Fontane del Lido di Venezia alla finalissima del torneo principale, tra Lido e Castello, vinta dai lidensi con il punteggio di 75-63. La 15ª edizione del Torneo di Sestieri, un'edizione molto intensa che è iniziata venerdì 28 giugno con i 3 giorni del Venice Master Basketball Tournament. La manifestazione per 9 giorni ha visto scendere in campo complessivamente oltre 350 giocatori e giocatrici di tutte le età. Al torneo principale dei Sestieri si sono affiancate altre 2 competizioni, il Venice Basket Tournament per i Master, mentre la vera novità, rivelazione di quest'anno, è stato per la prima volta anche un torneo junior, sempre tra i sestieri veneziani per coinvolgere i giovani. Ecco come è finito il torneo giovanile. Poc'anzi è finita la finale della sezione Under 16 e il Murano ha superato il Lido in finale. Nel Master a contendersi la vittoria, suddivisa in 3 categorie, 20 squadre provenienti da 7 paesi di Italia ed estero. La finalissima del torneo di Sestieri tra Lido e Castello, un classico, e fra poco sapremo chi vincerà questa 15ª edizione. Alla fine ha trionfato il Lido, ma il vero successo è stato quello di tutti i sestieri e di tutti i partecipanti.